4 writers, 2 ventunenni, un 27enne ed un 22enne, tutti residenti a Mestre, sono stati denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Treviso per imbrattamento. Il gruppetto è stato sorpreso venerdì sera poco dopo le 22 mentre era intento a tracciare alcune scritte con delle bombolette spray che sono state poste sotto sequestro. Ad attirare gli agenti in pattuglia dalla zona è stato il forte odore di vernice che proveniva dall'imbocco del sottopasso dove i graffitari stavano da qualche minuto disegnando. Quello che era ritenuto il capo del gruppetto, il 27enne, ha riferito alla polizia ferroviaria di voler risarcire il danno, aggiungendo pure di amare l'arte, al punto che avrebbe preferito questo tipo di studi rispetto alla facoltà di economia che attualmente sta frequentando. Sì, 4 ragazzi che la sera di venerdì hanno cominciato le loro opere nel sottopasso di uscita dalla stazione Piazzale d'Aosta. Sì, si sentiva all'esterno un buon odore di vernice fresca e poi chiaramente c'è stata anche la parte uditiva perché i ragazzi oltre che a dipingere vociavano tra di loro. Sì, un ragazzo forse portavoce anche di tutti gli altri si è proposto di rimettere a posto le cose. Anche perché si tratta di beni pubblici e tutti dobbiamo essere coscienti che il bene pubblico è cosa di tutti e va rispettata.